Allora, Massimo Zannon, Presidente, a lei la parola per però spiegarci anche che cosa ci sta dietro le problematiche di un contratto che abbiamo visto è bassissimo, di problema anche degli imprenditori, anche forse della GDO, punto di domanda, o no? Perché lei rappresenta poi il commercio in generale. Io vorrei partire dal dato certo su cui un paese che ha una sua amministrazione dovrebbe, e cioè il cittadino. Si è fatto per moltissimi anni in tutta Italia, ma il Veneto e soprattutto la provincia da dove io provengo, cioè Venezia, un esercizio di voler guardare dalla parte opposta a dove le cose stavano succedendo. Per cui si è lasciato costruire migliaia e migliaia di metri quadri. A un certo punto le persone però non sono diventate migliaia e migliaia di più di prima, e la cosa più tragica, ma è una altrettanta verità che non si può confutare, cioè siamo anche invecchiati. Allora oggi noi abbiamo una proposta eccessiva di prodotto che in qualche modo deve essere riposto all'interno di economie, di ragionamenti, di bilanci di fine anno. Ma questo non veniva fatto in proiezione, una valutazione? Quindi il fatto che abbia chiuso Metro è perché quel tipo di prodotto che oggi serve Metro, cioè le partite IVA, forse non è più adatto ai tempi di oggi, perché si può far arrivare tramite internet. Quindi a quel punto lì è un passaggio in più, ma Metro aveva già chiuso a Pordenone, aveva già chiuso a Udine, non è una novità per chi è sul mercato che quel tipo di marchio potrebbe succedere, ma altri marchi invece, quelli che fanno la distribuzione giorno per giorno al singolo cittadino, sono nati nel 2010 e nel 2015 parlano di mandare a casa qualche migliaio di persone in tutto il paese. E allora la partita, c'è sempre qualcuno che ha una colpa. La colpa è il non voler valutare attentamente quello che è la necessità di innovazione, la necessità di accettare la sfida che ormai bisogna rimanere legati ancora alla candela, ma siamo ormai arrivati al LED che cambia la televisione nell'arco di 24 mesi e sembra già vecchia quella che ci hanno dato 2 anni fa, ma nello stesso tempo avere la capacità di tenere la barra dritta. Allora noi abbiamo il problema che la piccola distribuzione, oltre ad essere con un carico oneroso incredibile per rimanere in piedi, era quella che andava a servire le zone meno fortunate, che stanno per essere completamente abbandonate, perché non c'è più la possibilità di sopravvivenza. Nel frattempo i supermercati sono arrivati tutti nei stessi posti e la nave De Vero a Venezia, che poi si dice di Venezia ma è in un centro che potrebbe essere anche con Padova e Treviso a 10 minuti di strada, non è stata fatta nel 1940, è stata fatta nel 2014, inaugurazione. Si parla, e qua spero che sia solamente un malinteso, che qualcuno in quella zona lì ne vorrebbe fare ancora una un po' più alta di iniziativa, ma non si può, perché il vero problema è andiamo a impoverire i posti di lavoro sempre più precari, le persone anziane troveranno sempre meno la possibilità di essere servite nelle zone più distanti e poco abitate, e alla fine socialmente tutte queste strutture, perché una nasce ma molte chiudono, non saranno di nessuna utilità pubblica alle amministrazioni comunali, alle amministrazioni provinciali. Posso interloquire su questa cosa qua che mi pare particolarmente interessante, cioè nel senso che tante volte chi ha dato spazio per costruire, per crescere, perché ovviamente c'è qualcuno che fa la domanda e qualcuno che la permette, no? Era basata sul presupposto che più interlocutori, più imprenditori, più commercio avrebbe creato più concorrenza e più concorrenza sarebbe andata a favore del cittadino o del consumatore. In realtà se noi non teniamo, e mi pare di convenire anche con lei, se noi non teniamo presente che c'è il consumatore ma c'è anche il lavoratore, che c'è l'economia ma c'è anche la società, che queste due cose devono andare assieme, non è che tu fai la desertificazione della società sulla base di un'ideologia che è quella della massima concorrenza e poi scopri alla fine che quando hai ammazzato coloro che devono comprare finisce anche l'attività imprenditoriale e commerciale. Quindi sotto questo profilo l'ideologia che ci è stata propinata in questi anni è quella che c'è la massima concorrenza porta al consumatore, in qualche parte è anche vero, una maggior possibilità di avere dei prodotti, ma se questo avviene ammazzando la società, ammazzando il lavoratore, alla fin fine si ammazza anche le aziende perché poi
perché poi non vendono più. Non so se ho interpretato il suo... Perfettamente. Il regolatore, che è il politico, non può abbandonare quel ruolo, perché non è stato messo lì per fare il direttore di condominio, è stato lì per cercare di bilanciare e anche per dare a tutti le stesse opportunità rispetto a un territorio, fatalità l'Italia, che ha più montagna che un terreno piatto dove si può sviluppare una proposta unitaria per tutto il mondo uguale, anzi. E allora, se uno invece gioca la partita tutti liberi, ognuno ci può fare quello che vuole, che poi l'espressione più alta l'ha fatta Monti, ma prima di Monti anche Bersani aveva fatto, non è neanche un problema di appartenenza politica, spesse volte è una incapacità di risolvere il problema. Convengo anch'io che per fare certi lavori, se non si ha mai avuto l'occasione di confrontare lo studio con la pratica, si corre il rischio che con lo studio si faccia dei buchi assolutamente più grossi di quello che potrebbe fare uno con la testa meno aperta, ma sicuramente un po' più pratico. Comunque, guai fermarsi solo esclusivamente all'esperienza, bisogna cercare di mettere insieme le varie anime di una città, di un paese, di uno Stato. Noi stiamo chiedendo, per esempio, parliamo di Veneto, al Presidente Zaia, basta consumo del suolo. E poi non lo diciamo mica perché siamo diventati tutti dei grandi pasdaran del cemento contrari. Siamo consapevoli che è stata fatta per molti anni da parte di tutti, comprese le imprese grandi e piccole, e noi non ci togliamo la nostra responsabilità. Una politica che si pensava che potesse essere stata la migliore, oggi si è verificato che non c'è più la capacità, perché abbiamo parlato delle case che rimarranno vuote, ma i negozi vuoti, le fabbriche vuote, i capannoni vuoti, anche l'edilizia non può più essere un concetto ulteriore. E anche le singole persone che nel frattempo non c'è più nessuno che non ha fatto un atto di coscienza nei consumi, negli sperperi, nella propria famiglia piuttosto che nella sua azienda, lo si faccia anche per quanto riguarda il sistema paese e noi da questo punto di vista non pensiamo di chiedere nessuna protezione quando si dice la piccola e media impresa è battuta dalla grande. Non è vero niente, siamo due sistemi diversi, ci sarà sempre uno e ci sarà sempre l'altro. È da capire quanti ne rimarranno e qual è il vantaggio per il cittadino se dovesse rimanere solamente quello più grosso. L'impressione mia è che non sarebbe più una concorrenza che porta al prezzo, ma sarebbe invece una difficoltà di avere il servizio, perché teniamo presente un aspetto, che è vero che negli ultimi anni tu puoi far arrivare qualsiasi cosa, anche la mozzarella fresca, tutte le mattine a casa tua senza spostarti, usando ormai i mezzi che ti vengono proposti. Ma è assolutamente vero che c'è un aspetto umano in mezzo, che chi lo vuol mettere nel cestino non ha capito che è la cosa che più di tutti uno ha bisogno. Che l'economia è fatta per l'uomo, non viceversa. A un certo punto al massimo rimangono con una persona ed è anziana. Quella persona anziana non può essere mummificata, deve avere un suo ambito sociale. Una relazione. Quindi se va in chiesa, se vuole andare al bar va al bar, se va in negozio va in negozio, ma non può esistere un paese dove c'è solamente il fornitore e uno che ci abita a casa sua. Stiamo creando un modello falso. Dicevo anche che è vero anche che c'è stata spinta, questo l'ha chiamato ideologia della concorrenza, che poi viene meno il posto di lavoro automaticamente, la concorrenza non esiste più perché non c'è economia per tenere in piedi queste piastre, ma tante di queste piastre della grande distribuzione nascono per un semplice motivo, perché in mezzo ci sono dei problemi, chiamiamoli di bilancio, comunali. Questo è anche un altro passaggio da tenere in considerazione. Non è solo una spinta ideologica della concorrenza, che magari sposo per il 50-60%, ma quel sindaco che magari arriva, che ha promesso mari e monti per vincere le votazioni, che si ritrova un bilancio sicuramente non con il patto di stabilità che vigila tutto su tutto. L'unica possibilità di spesa è vendere, purtroppo... È come prendere la droga però, Ma sì, ma io non sto... Il prossimo anno cosa fai? Fra non sto dicendo che hanno ragione, sia chiaro, io sto dicendo esattamente... L'IMU la prende tutti gli anni. L'IMU la prende tutti gli anni, la droga della droga, la droga della droga. Però dopo se non trova perché si chiude l'attività non prende neanche l'IMU. E qui ci ritroviamo statali
che si può fare la spesa del carrello sulla distanza di 2 km. Io abito a Vigonza e via Regia è una di queste. Parto dalla rotonda di Busa di Vigonza, arrivo verso Stra e sull'arco di 2 km mi trovo 7-8 grandi distribuzioni. Non una, 7-8. E un altro è previsto, mi sembra, vicino al Repsol, o sbaglio? Cosa? Un altro centro commerciale previsto vicino al Repsol, nel suo territorio. Non seguo così attentamente la politica, però voglio dire, questa qua è derivata dal fatto che quel sindaco che riesce poi a mantenere il patto con i cittadini, la gente si dimentica che in quella strada ci sono 7, 8, 10 piazze di distribuzione. E da qui nasce poi l'impoverimento del territorio in due modi. Uno, perché c'è quel piccolo commercio che viene meno e poi in quel punto della città poi diventa anche un problema di sicurezza e tutto quello che ci va dietro per quanto riguarda la società. Dall'altra parte c'è concorrenza diretta tra supermercato e supermercato, tra GDO e GDO, e uno dei due deve cedere. Questa è la verità. Abbiamo, mi sembra, 4 metri quadrati di negozio a pro capite in Veneto. 4 metri quadrati a volte non è neanche più il nostro soggiorno di casa, cioè rendiamoci conto, proviamo un attimo a immaginarci 4 metri quadrati di negozio pro capite, cioè, e questa è pura follia, ormai non si può neanche più parlare di stop al consumo di suolo, bisognerebbe andare addirittura a rinaturalizzare il cemento che è stato messo negli anni passati, perché siamo veramente arrivati alla saturazione in Veneto, è una delle regioni più cementificate d'Italia e che purtroppo ha subito l'incremento della cementificazione, quindi bisogna assolutamente fermarci e addirittura tornare indietro, perché siamo già andati oltre come terreno agricolo. C'era stato un provvedimento però in regione che vedeva... Sì, si sta discutendo in seconda commissione di questa proposta di legge sul consumo di suolo, però anche qua arriva tardi cioè, nel titolo c'è stop al consumo di suolo, poi se andiamo a leggere la proposta come è scritta, deroghe di qua, deroghe di là, non c'è una vera visione che vuole veramente fermare il consumo di suolo. C'è chi addirittura pensa che le grandi opere non devono essere considerate per il consumo di suolo. Noi pensiamo a un'opera come la Pedemontana, cementifica lei da sola 2 volte la superficie del comune di Verona, no? Di un piccolissimo comune. Cioè quella striscia d'asfalto che andremo a mettere, che stanno mettendo, copre per 2 volte la superficie del comune di Verona. Allora quando un cittadino comincia a immaginare questa cosa, allora non pensiamo più al nostro orto di casa, perché ci rendiamo conto che è una politica del tutto selvaggia. Presidente Carlo Varela, perché questo poi si inserisce in un discorso anche dove esistono le imprese che magari appunto non hanno più la possibilità di essere attivi in un certo qual modo. Beh, allora, intanto la Regione Veneto, una delle primissime in Italia, è dal 2004 che ha la legge regionale sul consumo di suolo, tant'è che tutto quello che viene costruito di nuovo deve essere costruito con una volumetria che non è solo generata dalla proprietà del terreno, ma deve essere recuperata da abbattimento di edifici in zone improprie oppure da cessione alla parte pubblica, cioè ai comuni, di aree che non verranno mai più edificate. Quindi è già stato fatto da tempo questo. Purtroppo è una cosa che i cittadini non conoscono bene, e non solo i cittadini evidentemente. Comunque sia, per quanto riguarda le cose che io sentivo, noi dobbiamo decidere che società stiamo immaginando in futuro, perché è ben vero che servirebbe una programmazione molto più forte, ma una programmazione molto più forte presuppone uno Stato con un'ideologia molto più forte. Sono gli Stati, diciamo, autoritari che sono in grado di programmare l'economia, ma questo purtroppo poi ha dimostrato di non potersi verificare. Certo che anche lasciare tutto troppo libero è qualcosa che non funziona, lo stiamo vedendo, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, però vari sono gli elementi. Per esempio, se noi consideriamo che l'agricoltura è tutta sovvenzionata, l'agricoltura non sta in piedi da sola, sta in piedi con le sovvenzioni dello Stato nazionale, della regione, che vengono in parte dalla Comunità Europea. Perché?
Perché se no il territorio chi lo tutelerebbe? Quanto costerebbe mantenere l'equilibrio generale del territorio se non ci fossero gli agricoltori? Allora forse un qualche cosa del genere va immaginato anche nella distribuzione. Cioè anche per quei lavoratori di cui diceva appunto anche per quei lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro. Vabbè, sì, ma questo poi è un altro aspetto ancora, perché torniamo con quello al problema che oggettivamente sul piano umano è un dato di fatto, cioè che parliamo di lavoratori e non di lavoro. Se non c'è il lavoro, il lavoratore dobbiamo mantenerlo in un altro modo, quindi purtroppo tutto è interconnesso. Ma volevo dire un'altra cosa. Se noi immaginiamo una società nella quale giustamente devono essere presenti comunque dei centri di vendita di prossimità, proprio per rispettare quei cittadini che stanno invecchiando e che hanno esigenze diverse, ma anche culture e proprio predisposizioni diverse, dobbiamo immaginare di farlo finanziandolo in qualche modo, perché è un dato di fatto che comprare, appunto, che comprare qualche cosa nella grande distribuzione, agevolandoli al limite, più che finanziandoli, agevolandoli, sgravandoli di qualcosa. Ma, allora in qualche modo ma bisogna prevederlo, ma bisogna anche essere consapevoli di questo, perché dicevo, un pacchetto di biscotti comprato, tirato fuori dal cantilever della grande distribuzione sarà sempre meno costoso di quanto non sia mantenere un piccolo negozio, però il piccolo negozio ha una sua funzione sociale. Allora se decidiamo che è questo, facciamolo, ma allora il discorso poi si amplia, perché anche le imprese manifatturiere a un certo punto in qualche caso potrebbero immaginare di dire ma noi vorremmo anche noi essere in qualche modo finanziati, che poi se questo succedesse in una nazione diversa dall'Italia potrebbe anche andare, in Italia diventerebbe prebende, amicizie, favori personali e campagna elettorale. La Fiat qualche aiutino l'ha Prego? La Fiat qualche aiutino sì. Anche in tempi non sospetti, non ultimamente. Altro che non so quasi il reddito di cittadinanza. Quindi bisogna essere molto lucidi 1.000 euro in meno e capire che è tutto interconnesso, appunto. E però bisogna anche rendersi conto che alla Nave de Vero bloccano il traffico di domenica per andarci. Cioè c'è anche da parte di noi cittadini, nel momento in cui ci spogliamo dal nostro abbigliamento di imprenditore o direttore o impiegato o operaio, diventiamo un'altra cosa e ci facciamo prendere e anche noi da questo delirio e siamo tutti in fila, e se uno sta andando a prendere l'aereo lo perde perché c'è un blocco intorno a quello. Quindi una profonda revisione, sì, però tenendo presente anche quelle che sono le cose che già ci sono e che sono legate alla natura intima degli esseri umani, la quale non si può forzare più di tanto, perché poi alla fine quello che noi siamo viene fuori comunque. Quindi regole, sistemi, equilibri nuovi, ma sempre molto pensati. Purtroppo abbiamo una classe politica che in questo momento ha altro in mente di diverso dal programmare, dal vedere la società, ma no domani mattina quando ci sarà un altro 0,2, perché 0,1 più 0,1 negli anni fa 1 e poi 2 e poi 3 e poi 5. Noi dobbiamo immaginarci adesso cosa succederà fra 15 anni. La nostra classe politica in questo momento non è in grado di farlo, ma non per colpa, voglio dire, e non solo la classe politica. Io l'ho rinunciato. No, ma era per sottolineare, mi pare molto convincente quello che sta dicendo, un altro elemento che questa crisi deve cambiare è il pensare a medio-lungo termine e non a breve termine. Se voi guardate anche le previsioni degli economisti, eccetera, tutti quanti devono fare la trimestrale di cassa, tu devi valutare come va un'azienda dopo 3 mesi, un'azienda deve avere una prospettiva di anni per dire faccio un investimento e poi... Questo vale per i consumi, e questo vale per i consumi e vale anche vero? Per chi è stato pagato, i grandi manager che sono stati pagati sulla base che per 3 mesi hanno fatto profitti clamorosi e dopodiché l'anno successivo l'azienda ha chiuso e nessuno se ne è accorto. Quindi il ragionare a medio e lungo termine è uno dei portati, perché sono molto d'accordo
con il Presidente qui, quando dice che questa crisi, oltre che portare elementi di cambiamento quantitativo, l'occupazione, il lavoro, porterà cambiamenti di tipo qualitativo, cioè sulla cultura, sul modo di pensare, sull'idea di una certa sobrietà, sul fatto che abbiamo dei limiti, sul fatto che, voglio dire, il territorio e la società non sono comprimibili e poi alla fine ci lamentiamo che viene fuori. Io mi sono trovato a pensare, in Veneto dobbiamo pensare che se viene 3 giorni di pioggia l'autostrada tra Verona e Vicenza viene allagata, l'autostrada tra Verona, cioè non è il caso dentro, io abito a Pieve di Soligo, il mulinetto della Croda, per dire una cosa, l'autostrada viene, se viene 2 giorni di pioggia, ma dove siamo arrivati? Allora qualcuno deve avere qualche idea sulla programmazione, sul senso del limite. Giustamente dice, se tu fai il dirigista, dopodiché arrivi a una società che ha altre controindicazioni, ma però questi ragionamenti devono essere cominciati a essere fatti. Volevo fare un'osservazione. Lei adesso sta esternando, mi ha fatto un esempio sul discorso della viabilità, tra virgolette. Abbiamo un sistema viario, per esempio, basta vedere Padova-Treviso per arrivare un po' o Vicenza-Treviso, no? Un po' un problema. Come si concilia con il fatto, per esempio, che esternava il consigliere prima del rispetto, quindi di non edificare, non cementificare? Come si conciliano le due cose? In fondo ci troviamo da una parte la necessità di non cementificare, dall'altra parte la necessità comunque di creare delle infrastrutture. Cioè dov'è il confine tra le due, che sono entrambe ragionevoli? Non c'è alcun dubbio, è che la costruzione del nuovo adesso deve avere, non voglio dire un blocco perché è una cosa abbastanza, ma deve essere un serio ridimensionamento, mentre la messa in sicurezza di quello che c'è già, adesso sto pensando all'edilizia, può creare tutto il discorso del rinnovamento energetico applicato alle abitazioni può costituire un elemento di prospettiva anche per il mercato edile. Lei lo sa che nell'edilizia, ho seguito un po' l'edilizia per 20 anni io, no? Cioè, voglio dire, adesso gli appartamenti, quelli che non si vendono, sono quelli che sono stati costruiti con l'idea, ti offro, però quelli di pregio, ed è là dove tu puoi intervenire, puoi anche rinnovare il patrimonio che c'è, puoi agevolare, quindi non c'è alcun dubbio che dobbiamo essere molto più sobri nel fatto e questo non è in contrasto col fatto di un territorio che possa avere la viabilità. Il consigliere diceva c'è quella bretella, lei non ha parlato mi pare della pedemontana nel senso di dire che non ci deve essere, ha detto semplicemente che non dobbiamo, non possiamo non tenerne conto. Io sono anche contrario al fatto sì, no, ma voglio dire, ma quello che voglio dire che mi pare di capire che non ne possiamo non tenere conto, ecco, questo no, non possiamo non tenerne conto, e poi proprio questa opera ancora da costruire sarà fatta per la maggior parte sotto trincea e come diceva lei, poi quando sarà il tempo che arriva la bomba d'acqua vogliamo vedere la pedemontana come se la cava. Do la parola anche a lei, andiamo in pubblicità così può parlare tranquillamente che poi dobbiamo spiegare anche alcune cose. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.